Armi clandestine e silenziatori nascosti in casa. È finito agli arresti domiciliari un uomo di origine cinese residente a Saonara, arrestato dai carabinieri della stazione di Legnaro al termine di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. L'indagine è scattata dopo il rinvenimento di diverse ogive in piombo conficcate nella parete esterna di un'abitazione privata di Saonara. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare il calibro dei proiettili e di avviare verifiche nelle armerie del territorio, che hanno portato a risalire a un uomo residente a circa 600 metri dall'abitazione colpita, il quale in passato aveva acquistato una carabina ad aria compressa di libera vendita. Considerato che l'uomo risultava titolare di porto d'armi e detentore di armi sportive regolarmente denunciate, i carabinieri hanno eseguito un controllo nella sua abitazione. All'interno di un laboratorio sono state trovate scatole vuote di armi ad aria compressa compatibili con il calibro delle ogive rinvenute. A seguito della perquisizione, l'uomo ha consegnato ai militari 2 armi custodite nel bagagliaio di un'auto parcheggiata nelle immediate vicinanze. Le armi sequestrate e sottoposte ad accertamenti tecnici sono risultate modificate e in grado di sviluppare una potenza superiore ai limiti consentiti, trasformandosi in armi comuni da sparo. Poiché non sottoposte alle verifiche del Banco Nazionale di Prova, sono state ritenute armi clandestine. Nel laboratorio è stata inoltre individuata la finestra dalla quale sarebbero stati esplosi i colpi diretti verso l'abitazione del vicino. L'uomo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.